Ciao da Bordano, dalla Casa delle Farfalle. È appena nata questa Hippolimnas antevorta, una specie endemica della Tanzania settentrionale, dei monti Usambara. Le specie così localizzate ovviamente sono anche le più vulnerabili perché, come si può immaginare, se dovessero scomparire quelle foreste, scomparirebbero anche queste specie. I suoi colori sono tipici colori di tipo fisico, strutturale, cioè dovuti a iridescenza, non a dei pigmenti, come è comune per le colorazioni blu o verdi nelle farfalle. Non ha dimorfismo sessuale, i maschi sono identici alle femmine, infatti è molto difficile distinguerli tra di loro. Il colore blu di solito è un colore che ha un significato sessuale o territoriale per i maschi, cioè gli esemplari si riconoscono e si attirano grazie a questi colori che servono appunto a aiutare l'animale a non sbagliare partner, perché ovviamente per riprodursi deve incontrare una farfalla della propria specie. Nella pagina inferiore delle ali, quando vediamo disegni di questo tipo, si parla di solito di colorazione disruptiva, che serve a rompere la sagoma dell'ala e quindi evitare che i predatori riescano a riconoscere questo animale come una farfalla, quindi come una preda. Endemica della Tanzania, si chiama Hippolimnas antevorta e se n'è andata.